intanto te lo prendo. È già parato. Cazzo c'è? Minchia! Per noi è un onore ospitare a Quistello la cerimonia di inaugurazione di questa rassegna. Sicuramente dopo il terremoto è un modo per valorizzare il nostro territorio e per dare un segnale di ripresa, un segnale di ritorno alla normalità. E questo credo che sia la cosa più importante. La presenza in sala stasera lo testimonia, credo ci sia un entusiasmo verso questo tipo di manifestazioni. Sono manifestazioni di aggregazione e star bene insieme che da un lato ci proiettano anche su una scala più ampia rispetto a quella locale, ma dall'altro offrono anche ai nostri concittadini un'occasione di passare alcune serate in maniera insolita in compagnia e all'insegna chiaramente di un programma molto interessante dal punto di vista cinematografico. Sicuramente è un'iniziativa di grande interesse perché rientra in una delle attività di sviluppo e di promozione del territorio. Ha unito all'interno delle attività del GALE, del Consorzio dei Comuni dell'Oltrepo, sia l'attività sulle imprese sia di promozione attraverso l'arte, in questo caso attraverso il cinema, attraverso le immagini che parlano di quelli che sono gli aspetti principali del nostro territorio, il gusto, il vino, i prodotti e soprattutto riuscire a creare un evento culturale che possa attrarre anche oltre i nostri confini. Non a caso saranno presenti in questa settimana, ma questa sappiamo che è un'iniziativa che viene guardata con grande attenzione anche da molti tedeschi e soprattutto anche da molte riviste specializzate in Germania. Quindi per noi questo è un elemento estremamente importante perché l'obiettivo di questa iniziativa è promuovere il territorio fuori i confini, perché noi l'Oltrepo sappiamo quanto è bello e vogliamo anche mostrarlo agli altri. Per l'immediato futuro sto facendo un film con un regista che si chiama Francesco Patierno, con Claudio Bisio e Margherita Bui e molti altri attori, che spero venga un bel film, anzi sono sicuro che sarà un gran bel film. Cioè, prevede e ce la vedo per una squadra da calcio. Se vuole incavolare a me qui tranella l'ambiguità del diacolo, fa piacere, dai, fammi un piacere. Mi offrono un film comico o un film drammatico, io scelgo il film comico se posso. Se mi offrono una commedia brillante, tra le tre scelgo quella, cioè per intenderci, scelgo Marrakesh, Tournée, Mediterraneo, Il Barbiere di Rio. Poi ogni tanto faccio dei film drammatici e mi fa molto piacere farli, però mentre fai il film drammatico ovviamente è meno gratificante per me come attore. È meno divertente. È meno divertente, ma è meno divertente anche per chi lo vede, secondo me. Ho visto ridere molto di più nei film comici che non nei film drammatici, quindi mi sembra di capire. Poi uno può piangere nel film drammatico e dire che bel film, quanto pianto, però a me se posso uscire dicendo che bel film, quanto ho riso, mi diverto di più. Questo è il mio punto di vista.